Grande. Unificata è il quartier generale da cui i vigili del fuoco e sanitari gestiranno d'ora in poi le situazioni di grande emergenza nell'area provinciale, in collegamento con le altre forze dell'ordine e con tutte le tecnologie disponibili. Integrazione è la parola che ha dato origine a questa sala. È una parola che arriva da molto tempo, nel senso che è la fine di un percorso che qui a Mestre abbiamo fatto fin dal 2007, cioè da quando abbiamo inserito la nostra centrale operativa del 118 all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco. Questo ci ha permesso di lavorare insieme, di integrare le competenze, di sviluppare percorsi formativi, ma soprattutto di sviluppare percorsi di soccorso e di emergenza comuni. Con questa sala dunque l'integrazione tra 115 e 118 aumenta fino a diventare completa. Lo scopo è garantire più efficienza e maggiore rapidità di intervento, un progetto pilota a livello nazionale. Questa è la prima sala a livello nazionale, penso che la dica lunga sulla volontà di fare, sulla visione che il Veneto continua a portare avanti, ma non sarà l'unica iniziativa che va in questa direzione. E il Veneto è il Veneto dei primi pronto soccorso a livello nazionale, è il Veneto del primo 118 a livello nazionale, adesso è il Veneto della prima integrazione a livello nazionale. La sala, composta da 12 postazioni, copre tutta la città metropolitana, ma in prospettiva servirà tutto il Veneto, coordinando anche la protezione civile. Da Venezia parte un esperimento perché c'erano delle persone che hanno ragionato non in termini campanilistici ma in termini di servizio alla popolazione, e questo è stato un atto fondamentale. In questa sala, oltre all'115 e l'118, c'è anche la sala unificata di protezione civile alle mie spalle, quindi in caso di calamità in questa provincia tutti gli attori della protezione civile, del soccorso sanitario e soccorso tecnico urgente stanno insieme, parlano la stessa lingua e condividono gli stessi tavoli, e questo è fondamentale nell'emergenza. Veniamo allo sport, al basket, spettacolo Reyer al Palasport Taliercio Demolita a Trento, ora si pensa a Cremona. Per la quinta stagione consecutiva l'Umana Reyer approda alla semifinale play-off. I ragazzi di coach De Raffaele hanno chiuso la serie con la Dolomiti Energia sul 3-2 grazie al netto 87-62 di gara 5 al Palasport Taliercio. Sono molto contento perché questa è una gran semifinale conquistata contro una grande squadra, tecnicamente e tatticamente anche molto impegnativa tra una partita e l'altra. E sono molto contento perché questa è la nostra quinta semifinale scudetto in 5 anni. Credo che soltanto Milano abbia fatto come noi, e lo ripeto perché arrivare per 5 anni consecutivi nelle prime 4 in Italia è una grande soddisfazione, vuol dire che aver fatto un grande lavoro da parte della società con Federico Casarin, il nostro sindaco che ci vede sempre, e devono esserne orgogliosi anche tutti i tifosi che stasera sono stati veramente eccezionali, ci hanno trascinato. Sulla partita credo che abbiamo giocato una partita di un'intensità difensiva pazzesca. Da giovedì si scende in campo contro Cremona. Ora in chiusura vi ricordo naturalmente dopo i nostri telegiornali l'appuntamento con 20:10 a confronto in studio con il politologo Paolo Feltrin, con cui si parlerà naturalmente ancora di elezioni e quadro politico. A me non rimane a questo punto che ringraziarvi per averci seguito. TG Venezia termina qui e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione si allontana lentamente dalle nostre regioni. Nella giornata di mercoledì, tuttavia, il tempo risulterà ancora perturbato. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo piogge piuttosto frequenti, localmente anche intense. Entro la serata comunque è previsto un lento miglioramento con fenomeni in cessazione pressoché ovunque. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra 14 e 17 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con rovesci diffusi un po' su tutti i settori, ma anche in questo caso risulteranno in attenuazione quasi dappertutto durante le ore notturne. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 16 e 17 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo precipitazioni diffuse ovunque, ma entro la nottata la tendenza sarà per un generale miglioramento.
Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.